Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. In apertura del nostro notiziario parliamo di spettacoli, perché la grande musica torna protagonista dell'estate veneziana. Il maestro Andrea Bocelli farà tappa a Venezia con un concerto straordinario in Piazza San Marco in programma sabato 27 giugno 2026, nell'ambito del suo tour mondiale organizzato da City Sound and Events. Il concerto di Andrea Bocelli si inserisce in un cartellone musicale di grande prestigio, che vede protagonisti alcuni dei nomi più importanti del panorama artistico italiano. La rassegna si aprirà con Riccardo Cocciante, che ha annunciato la sua esibizione in Piazza San Marco il 25 giugno, seguita dalla doppia serata di Claudio Baglioni, in programma il 29 e 30 giugno. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di cronaca. Dalle 22 circa di ieri sera un incendio ha coinvolto l'autolavaggio di un distributore di carburante in via Nazionale a Mira. Le fiamme hanno coinvolto diverse autovetture e anche l'officina adiacente. Fortunatamente nessuna persona risulta coinvolta. Sul posto impegnate nelle operazioni di spegnimento i vigili del fuoco con le squadre di Mira e di Mestre, 2 autobotti e il carro aria. Funzionario di guardia sul posto a coordinare l'intervento di soccorso. Le operazioni di messa in sicurezza e bonifica sono terminate all'1:30, area posta sotto sequestro. Accertamenti in corso sulle cause del rogo da parte di tecnici dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri. Voltiamo pagina. Un grande evento tenutosi domenica 16 novembre al Teatro Goldoni, che ha registrato il tutto esaurito, e il giorno prima numerosi appuntamenti molto vissuti e partecipati, con protagoniste tante associazioni, persone e realtà veneziane. Il grande successo ottenuto dall'edizione 2025 di TED per Venezia, versione locale del noto format di conferenze americane famose in tutto il mondo, che ha come obiettivo quello di presentare idee e visioni per la città che spaziano dalla scienza all'arte, dalla tecnologia all'innovazione, ha avuto questa mattina una coda importante. Infatti in municipio a Mestre, il referente di TED per Venezia, nonché presidente dell'Associazione Animare Venezia, Matteo Maggiò, ha consegnato alla presidente dell'Associazione Sporting La Barena, Marica Fantini, il ricavato dell'evento, un assegno di 1.500 euro. E ci spostiamo a Chioggia, dove il comune continua a sostenere il progetto Città a impatto positivo, realizzato da PMG Italia SPA Società Benefit, e che ha già ottenuto grandi risultati, come la donazione a marzo del 2024 ad Hauser e a Danteas di 2 veicoli, in comodato d'uso gratuito per il trasporto di persone anziane e oppure con disabilità, oltre che per la piantumazione di una trentina di alberi e la consegna di un defibrillatore installato al mercato ittico. Inoltre, sempre nell'ambito dello stesso progetto, nel febbraio scorso sono state consegnate agli studenti più meritevoli della scuola alberghiera ENAIP di Chioggia 11 borse di studio del valore di 500 euro ciascuna, per progetti ritenuti molto significativi e interessanti sull'ambiente e sulla disabilità. Il denaro è stato consegnato alla scuola, che lo utilizzerà nell'acquisto di materiale didattico e per finanziare iniziative culturali. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.